Dove mettevano i jersey? Nei campi, fra un terreno e l'altro, mettevano 1 o 2 file, no? Poi in giro al campo facevano una piantagione proprio a filo, perché nelle nostre zone era sempre il fosso grande. All'epoca era la moda della seta. Dalla seta, sì, no? Era un modo di produrla noi, anziché acquistarla magari di altri stati. Primo di tutti a Pozzeco, quando ancora non ce n'erano, è stato Benigno Bertolini, e ha messo una piantagione di jersey, no? Ecco, lì era partenza praticamente, no? Dal 1920, 20-22 lì, no? Quando vengono potati, no? L'anno dopo viene sul il ramo, no? Però non fa le more. E quindi se tu tagli ogni anno, no? Le more non ci sono, non ti disturbano. Era in 3 qualità. C'era il blanc, dopo era la mora grigia. La mora grigia, sì. E la mora nera. La mora nera, sì. Ma e la prevalenza qui cosa c'era? E che il blanc, probabilmente era più foglioso, più precoce, almeno nella nostra zona qui. E si andava a fare la foglia, si diceva così, andare a fare fuori, no? Perché? Perché il bacco da seta mangiava solo la foglia del gelso, no? Veniva tagliato il ramo. Ok. A maggio veniva tagliato la rama, che era già bella lunga, e quando pioveva, perché maggio era quasi sempre il tempo sì e no bello. Quando viene questo tempo qua, si dice il tempo di Bacchi? Sì, voglio dire. Questa però non la so, il tempo di Bacchi, bene. Sì, perché accendevano le sì, facevano con le bracci. Anche se era maggio accendevano le stufe. Venivano questi tempi qua. Si doveva stendere questi rami addosso al muro, dappertutto dove era, per poter asciugare, perché non si poteva andare bagnato ai bacchi. No, dall'ultimo, allora facevano i bacchetti di 1 metro, si metteva il ches e si metteva i cavalieri per zora. Però era una volta prima a cambiare anche, perché se quando vai in pasora la fuori, allora li spostavi, se no, e tanto si scoglieva già poi su a mano, c'è dai caselli o dai plus, c'è che si aveva da un cartone. Erano questi granai appunto lunghi di qua fin sotto il muro, la via, e non c'è di più. Altro che. Questi letti erano fatti a piani, no? Era il piano appena su, lì, poi un altro, 2, 3 file, pieno granai. Migliaia di bacchi da seta ogni volta. Ma neanche contarli. Ma è giusto così, sì appunto, erano talmente tanti, ma intendo dire, per dare un numero, sì. Migliaia e migliaia. Sì, man mano che crescevano si aumentava. Lo spazio, sì, le file. Sì, le file, appunto. Andavano a prendere la semenza, no? Andavano a Codruipo e davano un pugno, non so, una misura, insomma. Piaio. Ecco, insomma, una misura. Di semi? Sì. E sai che avevano con la stiata dagli scarpi, a cioli, chiscio, cavalieri. Allora quando erano che giai, io ci avevano a oncis. Quando sono i blancs, erano i telarins. Allora, uno ci aveva un telarin, uno ci aveva 2, uno ci aveva 10, dipende dai champs che avevi e dai moras che avevi e dal questa casa, no? Ecco. E allora, dopo viene fuori questa roba, eri in piscinis come il Savalon. Solo quando erano appena nati questi bacchi da seta, che erano fini come un filo, neri. E allora fino alla prima dormita si usava adesi, si tagliava la foglia fine. Dopo man mano che crescevano questi bacchi si dava la foglia intera. Okay. Ma
e di sport che a dormire fuori per poter tenere i cavalieri di ben franco. Quindi bisognava andare a raccogliere la foglia dal gelso e in cessa pioveva. Portarla a casa, mettila su via, teale la grossezza che paventava in base alla grandezza del cavaliere e si metteva da mangiare. Ogni giorno bisognava dargli da mangiare. In aprile nascevano i bacchi a San Marco, Sì. poi duravano quelle settimane che crescevano. Sì. Era il primo incasso delle famiglie, Sì, perché tutto l'inverno i contadini non avevano entrate. E a fin di mai, primi di giugno, si lava già consegnava la galetta alla Finlandia, perché il ciclo si finiva lì, insomma. Dove portavate i bozzoli una volta che... Allora noi li portavamo a Codroipo, Ok. che era il centro proprio Rota. Io sono andata da ragazzina in Finlandia, Ok. perché si andava a 15 anni, si faceva lì. Dove era la Finlandia? Qua? Dove la Cop di Casarsa. Ok. E c'erano tante donne che lavoravano? Sì, un centinaio più, Che venivano da tutti i paesi. qui vicino, ok, immagino. E qui era un po' una Finlandia un po' particolare, Perché? perché se non erano bravine non li prendevano. Erano queste le ragazzine, quando si andava, le prime che si andava, si preparavano i bozzoli bolliti per la maestra, che era chiamata così, quella che filava. Non era maestra, era il titolo di maestra. Sì, era filatrice. era perché era una signora con Sì, esperienza. era filatrice, ecco. E allora lì bollivano questi bozzoli, ma il tappo era fatto come la spazzola di saggina, Sì. no? Che girava così e prendeva tutta la seta buona. Dopo, dall'altra parte, era l'altra persona in un vascone più o meno così, acqua bollente, e in parte era una scodellina di acqua fresca sempre, perché si lavorava nell'acqua bollente, ma si doveva mettere le mani anche nell'acqua fresca. Avevo tutte le unghie marrone. Immagino. Perché lì era nell'acqua. Certo. Sì, tutto il giorno nell'acqua bollente, Sì. le mani. Immagino. Sì, erano dei pozzettini piccoli così in parte, ecco qui era la vasca grande dove si lavorava. Poi avevo un pozzettino piccolo che con le mani svelte andavi nel freddo, nell'acqua fredda, no? Che era bollente. E venivano anche belle vesciche, E sai se maniera che era queste daspe? Come era fatta? Era come un rose Sì. che si faceva sul filo, sì. Una volta si crompava li matassi Sì, là, sì, no? sì. Si li metteva da queste Sì, daspe sì. e si faceva Sì, sì, io ce l'ho ancora, quella che avevo imparato da piccola, a fare i gomitoli, no? Che dopo sì, serviva a fare sul sì, gomitolo, queste braccia, Sì. che si metteva la matassa, si mette tuttora la matassa, Ecco, là arrivava da queste daspe. daspe. Dopo venivano ogni sera a raccolta e là si mettevano in una specie di macchinetta Sì. che osservavano Il filo. fili uno per uno se erano a posto. Perché se io lì che lavoravo nella vaschetta non avevo messo il numero giusto delle galettis, Sì. non veniva fuori il Sì. numero giusto del filo. Non veniva troppo sottile, troppo grosso, cose, cioè no, mancava. Un lavorone, cioè, lavorone. perché uno non pensa che ci fosse tutto eravate come in catena di montaggio, nel senso ognuno aveva il suo... Esatto, così, sì. Poi no, ci mettevano a basso delle scale la sera dei cattini così per mettere dentro le mani per guarire, ma questo era un acido e lo mettevi dentro per guarire, però era un acido che cicatrizzava, no? Sì, sì. Economicamente quanto valeva questa cosa? Allora, economicamente proprio te liquidi non sai dirsi, però lo sai che quando si lava a portare la galetta, si diceva così, prima di venire a casa, qui si lava a fare la spesa, e si lava a comprare le stoffe
per fare le camicie agli uomini e i vestiti alle donne. Un vestito l'anno, una camicia l'anno. Sentivo parlare così che quando andavano poi si mandava via un quintale, si faceva i sacchi, erano sacchi apposta, un quintale di matasse di seta. Poi dopo che eri lì a Gorizica, mi vendonge la caposala e mi dice: Maria, è vero che tu non tu bevi il cal né c'avevi il divano? Ah, gli dite, non sei noi e io gli dite. Sai che voleva dire? Voleva dire che io lavoravi bene là. E avevi cominciato a lavorare bene, dice, ma io non sapevo che lavoravi bene, perché erano in tanti che si gavi, perché facevi il capo, perché erano in lenti a mettere le gavette lì. Allora saltava fuori, se saltava fuori. Io non sapevo neanche chi lavorava bene, non stai di nessuno. Perché era tutto numerato? Certo. Perché anche quando si mandava via le batasse, dentro ogni batassina era il numero della filatrice di chi l'aveva fatta, perché poteva venire il reclamo dall'azienda, dei compratori anche dopo. Arrivava direttamente a chi l'aveva fatto. Sì. Sì, come possono imparare i giovani? Non sanno queste cose perché? Perché non sono più, no? Se tu tagli tutto è chiaro, se tu togli tutti gli alberi puoi chiedere, sai che albero è quello lì? Ma no, non c'è niente qua. Cosa sono gli alberi che dicono, no? Quindi dobbiamo cercare di conservare tutta questa cosa.